Operazione della Guardia di Finanza di Palermo su società immobiliari che interessa Torre Macauda, le 6 le interdizioni in sequestro per beni per 30 milioni. La misura cautelare interdittiva che dispone il divieto di esercitare l'attività imprenditoriale e professionale, ovvero quella di ricoprire gli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese, è stata notificata dai finanzieri del nucleo della Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e della Guardia di Finanza della compagnia di Sciacca ai 6 indagati. I reati ipotizzati a vario titolo sono quelli di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il sequestro di beni complessivi per complessivi 30 milioni circa di euro tra disponibilità finanziarie, 3 società del settore immobiliare, 2 delle quali proprietarie della struttura turistico-alberghiera Torre Macauda di Sciacca nella nostra provincia. Le indagini della Guardia di Finanza hanno così accertato operazioni finanziarie finalizzate alla distrazione di ingenti disponibilità delle società che nel tempo avevano detenuto la proprietà del complesso alberghiero, sia a causarne il dissesto e quindi il successivo fallimento. Secondo l'accusa, con un articolato schema di riciclaggio che sarebbe stato concordato tra gli imprenditori indagati, i dirigenti e i consulenti di un istituto bancario nazionale, gli indagati avrebbero riacquisito la stessa struttura ricettiva che nel frattempo era stata messa in vendita mediante un'asta fallimentare. In una prima fase sarebbe stato acquisito un credito per circa 30 milioni di euro vantato dalla banca nei confronti del gruppo imprenditoriale proprietario del complesso turistico a fronte di un pagamento di soli 4 milioni di euro utilizzando fondi sottratti alla società fallita. In una seconda fase la struttura ricettiva sarebbe stata riacquistata in sede di asta esecutiva a fronte di un'offerta di 8 milioni di euro che il soggetto giuridico aggiudicatario, sempre riconducibile allo stesso gruppo imprenditoriale, non avrebbe interamente pagato alla banca. In quest'ultimo caso, ritiene la Procura, sarebbe stato determinante il ruolo di importanti dirigenti bancari che avrebbero falsamente attestato l'avvenuto pagamento nella dichiarazione di quietanza necessaria all'emissione da parte del giudice all'esecuzione del decreto di trasferimento del complesso turistico, ricordiamo, di Torre Macauda a Sciacca.